Meno di una settimana da neosegretario veneto della Lega, Alberto Stefani fa il punto sulle polemiche ancora aperte dopo il congresso e rilancia l'unità del partito con la festa regionale a ottobre. Entro fine settembre il comparto della giustizia del Veneto potrebbe avere 100 amministrativi in più per snellire i processi. La firma del protocollo stamane tra il ministro Nordio e il governatore Zaia. Oltre 9.000 firme dei cittadini veneti depositate in Consiglio regionale per la proposta di legge sul suicidio assistito. Sono contento, le parole del vicentino Stefano Geller, primo in Veneto a ottenere il via libera. Nella piccola chiesa di San Pietro di Feletto, l'addio alla 72enne uccisa nella sua abitazione a Conegliano. Il parroco, un accanimento mostruoso, la lettera della nipotina. Il camion usato come ariete, ecco le immagini shock che riprendono il tentato colpo ad un negozio di Abano Terme, l'amarezza dei titolari, dormiamo con l'ansia. In queste ore fino a domani il ritorno del maltempo con l'allerta della Protezione Civile del Veneto per forte vento, temporali e grandine. E a Venezia in 5.000 sfidano pioggia e probabile acqua alta per assistere al primo dei 3 concerti di Laura Pausini in piazza San Marco. Tutto pronto per l'evento di stasera. Ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano la politica, l'avete sentito, meno di una settimana da neosegretario regionale della Lega. Alberto Stefani fa il punto sulle polemiche ancora aperte dopo il congresso e rilancia l'unità del partito. Abbiamo in previsione ad ottobre di organizzare una grande festa della Lega regionale e di lanciare la campagna elettorale dell'anno prossimo. Il ritorno della festa regionale della Lega per compattare un partito ancora fortemente diviso e l'avvio della corsa per affrontare le sfide del 2024, dalle europee alle comunali e forse anche le provinciali. Una settimana da segretario regionale del Carroccio e per Alberto Stefani l'agenda è già fittissima. A settembre si concretizzerà un altro dei 15 punti del suo programma. Partirà per primo il tour sull'autonomia, un tour che vuole toccare circoscrizione per spiegare lo stato dell'arte del disegno di legge più importante della storia dei Veneti, che è quello sulla autonomia. Per questo ho già sentito il ministro Calderoli, che si è reso disponibile a fare anche alcuni degli appuntamenti più importanti. Ma è inutile negare che da sabato scorso ci sono 2 fronti aperti e non di poco conto. Uno Stefano Marcon da convincere per ritirare le dimissioni da sindaco a Castelfranco, ci stiamo lavorando, spiega Stefani, e soprattutto il caso Roberto Marcato, in odor di clamoroso addio. Quelle sono scelte personali. Io ho dichiarato più volte che con Roberto Marcato, nonostante nel corso del tempo abbiamo assunto posizioni differenti, ho sempre avuto un rapporto leale, un rapporto franco, un rapporto sincero, e quindi io sono sicuro che lui apprezzi l'idea di restare all'interno di questo movimento politico, perché rappresenta una risorsa per questo movimento e anche perché questo movimento ha garantito anche una continuità dal punto di vista amministrativo e politico su alcuni temi come l'autonomia, che senza la Lega non sarebbero mai arrivati a livello parlamentare. No alle sirene indipendentiste, sembra dire Stefani, che poi torna all'accusa lanciata a Focus da Gianantonio Darè, il presunto patto Stefani Marcato per battere nettamente Franco Manzato. Io credo che sia una ricostruzione assolutamente infondata, anche perché con un accordo Marcato Stefani probabilmente avremmo vinto col 90% e Darè lo sa benissimo, ma a me questo interessa poco. A me interessa che ora ci si metta a lavorare tutti, non per pensare a ricostruzioni di questo tipo, ma per vincere le elezioni amministrative, per vincere le elezioni europee, per vincere le elezioni provinciali. Questo è l'interesse del partito. E parliamo ora di giustizia, perché entro fine settembre il comparto in Veneto potrebbe avere 100 amministrativi in più per snellire i tempi dei processi. La firma del protocollo questa mattina tra Regione e Ministero. Il presidente Zaia e il ministro della giustizia Nordio hanno firmato questa mattina a Palazzo Balbi un protocollo che permetterà alla magistratura veneta di reperire in breve tempo il personale amministrativo di cui c'è enorme carenza, come viene denunciato da tempo, e che in parte è causa del rallentamento dei processi. Poiché i problemi di lunga data non si risolvono con colpi di bacchetta magica, dobbiamo servirci di tutte le risorse disponibili per poter rimediare a queste criticità. Un protocollo primo in Italia nel suo genere, con l'obiettivo di essere esteso anche alle altre regioni.
È l'occasione per dare soluzione a un problema che è grave, che è quella della mancanza di organico. Noi vogliamo garantire la sicurezza e la legalità e non prescindere dal fatto che ci siano lavoratori. Quindi mettiamo a disposizione graduatorie nostre, dalle quali noi abbiamo già pescato, nella fattispecie già da subito la possibilità di assumere oltre 100 persone, sono 105 per la precisione, che fondamentalmente la stragrande maggioranza veneti, che sono lì nel limbo in attesa di una chiamata da parte della Regione, ce l'avranno da parte del Ministero della Giustizia. Così anche a Venezia dovrebbero essere risolte molte delle criticità che la contraddistinguono per la sua specificità. Poiché si tratta di persone che sono residenti nel Veneto, la gran parte di queste criticità è già risolta. Ci rendiamo conto però che realtà così particolari come quelle di Venezia meriterebbero anche una legislazione particolare. Quando però io ho detto che per esempio chi viene a lavorare a Venezia dovrebbe avere un aumento salariale, perché qui la vita, tutti siamo uguali di fronte alla legge ma non lo siamo davanti al carrello del supermercato, perché a Venezia costa il doppio di quello di altre città d'Italia, c'è stata un'insurrezione generale perché si è parlato di gabbie salariali. Se questi problemi venissero affrontati non con emotività ma con razionalità, io penso che potremo fare dei passi avanti significativi. Entro i primi di settembre dunque i tribunali del Veneto potrebbero avere 100 operatori in più. Qualora il candidato contattato non accettasse la proposta del Ministero, resterà collocato nella graduatoria regionale senza essere depennato, ma non avrà la certezza sulla possibile chiamata. E sono state consegnate in Regione le 9.000 firme raccolte in questi mesi per una proposta di legge regionale sul suicidio medicalmente assistito per persone con malattie gravissime e inguaribili. Sono molto contento del risultato che abbiamo ottenuto in Veneto. Affetto da distrofia muscolare, Stefano Geller di Cassola è stato il primo veneto ad ottenere pareri favorevoli alla procedura per il suicidio medicalmente assistito. Questa mattina era anche lui a Venezia, assieme agli attivisti della campagna Liberi Subito, a depositare le migliaia di firme raccolte in Veneto a sostegno di una proposta di legge dell'associazione Luca Coscioni per regolamentare l'aiuto medico alla morte volontaria. Abbiamo cominciato a raccogliere le firme il 4 di febbraio di quest'anno e il 16 aprile avevamo raggiunto la 7.000ª firma, solo firme dai banchetti. Abbiamo consegnato oggi 9.027 firme. Il Veneto è la seconda regione dopo l'Abruzzo ad aver depositato le firme nel proprio Consiglio regionale. Presto accadrà anche in Piemonte, Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia. Un diritto fondamentale è quello di non dover subire la sofferenza perché lo ha deciso qualcun altro. Ecco perché depositiamo questa legge regionale di iniziativa popolare per chiedere che invece la libertà di scegliere fino alla fine della propria vita sia garantita e non siano frapposti degli ostacoli di sabotaggio burocratico a questo diritto. Dopo la verifica di conformità delle firme all'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, la presentazione e discussione in quinta commissione consiliare darà accesso alla votazione in Consiglio. Io mi sto battendo da tempo e da mesi affinché l'Aula si esprima per il sì. I cittadini veneti si sono espressi con 9.000 firme e io credo che la maggioranza dei veneti abbia voglia di avere una norma che gli permette di scegliere liberamente sul proprio fine vita, quindi se poter morire con dignità. Sono sicuro che il Consiglio risponderà in maniera positiva che i veneti hanno bisogno del Consiglio. Il delitto di Conegliano questa mattina nella piccola chiesa di San Pietro di Feletto, l'ultimo saluto a Margherita Ceschin, uccisa barbaramente nella sua abitazione. I volti rigati dalle lacrime ed un silenzio surreale quando il feretro di Margherita Ceschin raggiunge il piccolo tempio di San Pietro di Feletto. Le parole di Adriano Bazzo riportano a quella verità che nessuno vorrebbe ricordare. Sì, lo sappiamo tutti, che l'epilogo della vita, di ogni vita, della nostra vita è la morte. Il passaggio dal qui e ora all'eternità. Ma in questo modo, come è successo a Margherita, no.
troppa violenza, un accanimento mostruoso e nella solitudine questa nostra sorella ci ha lasciati. Tante le persone che hanno voluto stringersi al dolore della famiglia, delle figlie, dei nipoti. Presenti alla cerimonia anche il sindaco di San Pietro di Feletto, Maria Assunta Rizzo, con a fianco il primo cittadino di Conegliano, Fabio Chies, dove la 72enne si era stabilita dal 2019. In quell'abitazione, in via 28 aprile, dove 2 malviventi, senza scrupoli, l'hanno barbaramente uccisa. Sgomento e incredulità, rabbia. Perché, come, chi? Sono le domande che in questa settimana si sono rincorse. Abbiamo sentito, ci siamo posti, ma senza risposte, solo supposizioni. Lasciamo, dice Don Adriano, che sia la giustizia a far luce su quanto accaduto. Poi la letterina letta da una nipote. Sei stata una nonna dolce e premurosa, proteggici da lassù. Parole toccanti per la nonna, strappata troppo presto e in un modo tanto brutale. Sulla bara tanti fiori colorati e l'affetto della comunità che ha voluto accompagnarla per l'ultimo saluto. Il camion usato come ariete, ecco le immagini shock che riprendono il tentato colpo ad un negozio di Abano Terme, l'amarezza dei titolari, dormiamo con l'ansia. Prima hanno sfondato il cancello, poi si sono posizionati e hanno preso la rincorsa per abbattere i dissuasori. Li hanno colpiti 3 volte, ma le protezioni tengono, scatta l'allarme, quindi non resta che darsi alla fuga. Queste le immagini delle telecamere a circuito chiuso che riprendono la banda che ha provato ad infrangere le vetrine del negozio 365 Bike Store di Abano Terme in provincia di Padova per fare razzia di bici. Un'azione rapidissima. Come avete visto dai video, in 1 minuto e mezzo potevano veramente fare il disastro. Fortunatamente le barriere anti-intrusione hanno funzionato e abbiamo sventato il colpo. Una banda che probabilmente ha colpito in provincia di Rovigo, a Badia Polesine, dove i malviventi sono entrati nel negozio Emporio Cicli, La Padana. Attacchi come questi sono sempre più frequenti, non resta che proteggersi. Fumogeni, paracarri, a volte funzionano come in questo caso, altre volte no, come i nostri colleghi a Badia Polesine che là sono riusciti a entrare invece purtroppo. Nonostante le assicurazioni paghino i danni subiti, resta l'amarezza da parte dei commercianti che vedono attaccata la propria attività. Anche questa notte abbiamo dovuto chiamare un collega, un amico per fare da guardiano, per tenere d'occhio il negozio quando le cancello e le barriere non erano ancora perfette, tornate in ordine. Speriamo di tornare in pochissimo tempo alla normalità, quindi con tutti quanti i sistemi anti-intrusione a posto, però ultimamente vai a letto sempre un po' con l'ansia, questo sì. Ora linea alla regia, ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. A tra poco. E rieccoci in diretta, andiamo subito a Venezia, in piazza San Marco. Vedo collegato il nostro Lorenzo Maier a San Marco, dove tutto è pronto per il concerto di Laura Pausini, prima delle 3 date con l'incognita dell'Acqua Alta. A te Lorenzo, buonasera. Buonasera Marta, a te e ai nostri telespettatori. Sì, l'Acqua Alta è arrivata perché fino a pochi minuti fa eravamo in coda con i fan e ci hanno fatto sgomberare. Infatti, come vediamo dalle immagini, siamo a ridosso della Basilica. Comunque il concerto ci sarà, c'è un grande entusiasmo fino dal primo pomeriggio. Siamo qui con dei fan di Laura che hanno delle storie da raccontare. Allora, intanto abbiamo una fan che arriva dal Belgio. Dal Belgio, come mai? Perché sono fan da Laura dal 1993. Bene, e poi abbiamo tantissime storie, c'è un grande entusiasmo per Laura. Tu da dove vieni? Rovigo, Porto Tolle in realtà. Rovigo Veneti, quindi che poi ci hanno confidato che vedono Antenna 3 tutte le sere, quindi sempre anche da Rovegano siamo presenti qui per Laura Pausini. Esatto. Laura Pausini cos'è per voi?
Beh, credo che sia un portento italiano nel mondo e ha portato tanta come si dice, onorificenza per noi, e credo che sia sempre da dover portare rispetto per chi ha questo nel mondo, quindi... Essere qui a Venezia cosa significa oggi un grande ritorno di Laura? Beh, credo che sia un gran onore avere Laura qui in piazza, quindi esatto, credo che sia una cosa sempre che fa molta soddisfazione sia per lei ma che per noi fan. Marta, allora volevano fare un regalino, a una sorpresa a Laura e ci intoneranno una canzone, non so se ho capito bene. Certo. Sì. 3, 2, 1, via! Benvenuta a un pianto che commuove, ad un cielo che promette neve. Benvenuto a cui sorride, a chi lancia sfide, a chi scambia i suoi consigli coi tuoi. Benvenuto a un treno verso il mare, scintille arriva in tempo per Natale. Benvenuto ad un artista, alla sua passione, benvenuto a chi non cambierà mai. Benissimo. Un anno di noi. Allora grazie ragazzi, buon concerto. Marta, allora se non hai domande da studio ti restituisco la linea. Grazie a Lorenzo Maier per questo collegamento, naturalmente buon concerto a tutte le persone che stanno arrivando in piazza San Marco per assistere alla prima delle 3 date appunto veneziane di Laura Pausini. Un'ultima notizia prima del meteo, una notizia legata alle previsioni del tempo, perché il centro decentrato della protezione civile del Veneto ha emesso un avviso di stato d'attenzione dal pomeriggio di oggi fino alla mezzanotte di domani, sabato 1 luglio. È previsto infatti tempo instabile con possibili rovesci e temporali da locali sulle Dolomiti a sparsi su pianura e costa. Saranno possibili anche fenomeni localmente intensi con forti rovesci, forti raffiche di vento e locali grandinate. Questo dunque la motivazione dello stato d'attenzione in Veneto, ma vediamo intanto quelle che sono le previsioni del tempo per le prossime ore nel meteo di Antena 3. Grazie per essere stati con noi, a tutti una buona serata, arrivederci. Ad accogliervi sarà Conegliano. Bentrovati al meteo. Il mese di luglio si apre con la perturbazione che sfila verso est, mantenendo l'atmosfera instabile al nord e causando anche un calo termico sensibile. Vediamo insieme i dettagli. Sul Veneto la grafica di sabato ci mostra un contesto piuttosto variabile, cielo molto nuvoloso con precipitazione da sparse a locali a carattere di rovescio o temporale, alcuni spazi di sereno, specie verso fine giornata. Temperature, come detto, in diminuzione, minime tra 16 e 19 gradi, massime tra 23 e 26 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso il cielo sarà coperto con piogge sparse o con rovesci su tutta la nostra regione, a carattere intermittente. Al pomeriggio sarà possibile qualche schiarita. Temperature minime tra 17 e 18 gradi, massime sui 23-25 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove la giornata inizierà con cielo nuvoloso e con precipitazioni residue. Col passare delle ore le condizioni miglioreranno. Nel pomeriggio il sole sarà presente a tratti. Temperature minime intorno ai 18-19 gradi, massime sui 26 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto. Grazie per l'attenzione, arrivederci. Ad accogliervi sarà Conegliano.